Adesso è ricominciato a piovere abbondantemente, sono arrivato qua della scorciatoia e adesso mi appresto a scendere. È tutto bagnato anche. La sella, bisogna sempre abbassare la sella quando si scende. Infatti mi sono accorto che stavo male in posizione. Siamo scesi da qua. Facciamo il salto qua, trovi del ceppo a sinistra, occhio qui, andato troppo in frenata, non l'ho tenuta bene, ho premuto troppo, sono troppo eccitato, diciamo, non ho controllato bene la frenata, dovevo modulare di più, usare un po' più il davanti. Ecco, adesso giù a tornante e ho visto due a piedi, mi sono fatto prendere un attimo dalla concentrazione per evitarli. Ecco qua la doppia S, dovevo togliere la luce. Ciao. Dai, che adesso lo ribecchiamo sto qua, piano piano, senza far malanni, perché è uno più lento di... Potevo prendere la scorciatoia, c'è una scorciatoia lì. A destra. Rendila più precisa. Sono andata fuori a catena.
devo fermarmi, anzi non mi fermo neanche, è andata fuori la catena. Cristo, la catena. Tiriamola un po' su. Fa la grotta. Storia di Napoleon. Allunghiamo, potevo prendere la scorciatoia, però adesso mi fa male le gambe, sono stanchino. Sugli occhiali che mi stanno cadendo, sti stronzi. Madonna, non ho più fiato, non ho più gambe. Allora, il sentiero è laggiù, vero? Sì. Sì, lo prendiamo da qua. Eccolo. Non andiamo troppo veloci perché c'è fango. Cavolo, l'ho sbagliata. L'ho sbagliata. Ok, questo mi pare di non averlo mai fatto. Oh, vediamo che roba è, sperando che non sia troppo fangoso, troppo malmesso. Allora qua ho coperto tutto. Qua, già andavo via dritto io. Ah, porco! Madonna, c'è fango!
Devo trovare un altro paio di occhiali, odio quando mi scendono gli occhiali, non vedo più una madonna. Oh, oh, è melma, melma, è tutta melma. No, sinistra. Oh cacchio, cavolo, è un torrente, non è un sentiero. Aspetta, prima che faccio fuori la roba elettronica meglio che vado piano, perché mi schizza acqua dappertutto. Ma